appellava alla ragione, quindi all'intelligenza dell'uomo. Lo faceva con amorevolezza perché comunque noi oggi lo sappiamo, la relazione è la prima strada che ci permette di entrare nel cuore delle persone. La religione, perché Don Bosco da buon sacerdote e quindi anche noi da buon salesiani pensiamo che Gesù possa essere l'obiettivo e comunque colui che rischiara la nostra intelligenza e riscalda il nostro cuore. Noi vi vogliamo davvero invitare, esortare a giocare questa partita di calcio insieme all'Opera Salesiana di Mazzarino. Cerchiamo insieme di scendere tutti in campo, come questi giovani, Sor Carla, di scendere tutti in campo per consentire la realizzazione di questo campo di calcio. Il numero di conto è il 102 06 11 23. Ovviamente chiamate l'Opera Salesiana di Mazzarino l'oratorio salesiano che è in piazza Don Franco Solarino 53 a Mazzarino. Il telefono, c'è un numero di cellulare 333 11 99 700. Cercate di contribuire. Scendete in campo con quelle bellissime immagini che il nostro regista Massimo Pisani sta mandando in onda. Scendiamo tutti in campo per aiutare una parte di storia della città di Mazzarino. Certo, la storia migliore, senza voler disprezzare comunque quello che è il patrimonio culturale che la città comunque possiede, il patrimonio artistico, ma sicuramente a livello educativo questo è un patrimonio da non perdere. Don Franco Solarino, mi dicevano tanti, a Mazzarino ha portato il teatro, ha portato lo sport, ha portato la musica, ha portato tantissime cose, ma soprattutto ha portato il suo cuore e il suo obiettivo: fare dei buoni cristiani e onesti cittadini. Scendi in campo anche tu per aiutare l'opera di Don Franco Solarino a Mazzarino. Non solo un appello rivolto a coloro che risiedono nella città di Mazzarino, ma a tutti quelli che ci guardano nel comprensorio, nelle province di Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, perché la Chiesa è universale, è globale. La società è globale, la Chiesa è universale già di per sé per statuto, ma la società oggi è globale. Un appello, avviandoci alla conclusione, Sor Carla, un appello agli uomini di buona volontà. Cosa possiamo dire loro? Ma l'appello agli uomini di buona volontà è senz'altro quello di contribuire a realizzare il campo, che già è una cosa per noi molto importante, ma è quello di impegnarsi a una coerenza di vita nella giustizia, nella verità, perché purtroppo i giovani guardano i messaggi che noi diamo, purtroppo, meglio è la dinamica della comunicazione, ci guardano, ci imitano, anche se a volte ci sembrano indifferenti. Quindi un richiamo a una radicalità per i cristiani, a una vita evangelica, ma per tutti gli uomini di buona volontà a testimoniare questa coerenza di vita, perché veramente il futuro di domani lo stiamo già preparando oggi. Vi ricordiamo il cellulare per aiutare l'Opera di Mazzarino 333 11 99 700. Scendi in campo anche tu. Mimmo Ficarra, hai perso un posto di lavoro per un certificato che non esiste. Anche da parte tua un appello agli uomini di buona volontà. Io volevo fare un appello, l'ultimo appello che posso fare al Presidente della Regione uscente, anche perché io ho postato su Facebook che l'eventuale Presidente entrante la prima cosa da fare è avere a che fare con me, perché sarò lì subito, all'istante dopo il suo insediamento ci sarò io presente. Spero di no, però spero che sia fatto prima con questo Presidente uscente, perché è stato accusato ormai di tutto. Speriamo che sia accusato anche di fare un atto umanitario e di giustizia. Noi vi vogliamo lasciare davvero con gli interventi dei nostri ospiti, li ringraziamo. A volte l'informazione può servire anche a questo, a risolvere delle questioni umanitarie. Un padre di famiglia con 3 figli, 3 anni lavora, poi viene licenziato perché gli viene richiesto un certificato che non esiste nella pubblica amministrazione in virtù di leggi nazionali che disciplinano la materia. Ringraziamo Sor Carla Monaca, direttrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Mazzarino, perché con la sua testimonianza credibile e attendibile ha lanciato un messaggio chiaro ai tanti giovani che ci stanno seguendo, che è possibile davvero potersi rispettare, vivere in un ambiente sano, in un ambiente che chiede a voi che ci ascoltate, che ci seguite, di scendere in campo per ricordare Don Franco Solarino, per ricordare
L'opera educativa di Don Bosco. Mi basta che siate giovani perché io vi ami assai, mi basta che siate buoni cristiani e onesti cittadini. Da noi, da Valerio Martorana, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a venerdì prossimo. Una buona serata e grazie. Oggi attuare la raccolta differenziata significa rispettare l'ambiente e pagare meno la Tarsu. Perché differenziare serve a risparmiare. Ciò che finisce ha sempre un nuovo inizio. La raccolta differenziata allunga la vita. Riciclando si impara. Qualità ed equità per tutti. Noi ci mettiamo la faccia, perché ci crediamo. Esiste la raccolta differenziata. Ogni rifiuto al suo posto. Dai un valore ai tuoi rifiuti, fai la differenziata. Insieme rispettiamo l'ambiente e risparmiamo. Perché noi vogliamo differenziati! Ato Ambiente CL2. La Banca del Nisseno nasce nel 1996 a seguito della fusione tra la BCC di Sommatino e la BCC di Serra di Falco. Oggi, con oltre 30 milioni di euro di patrimonio e 8 sportelli dislocati sul territorio nisseno e agrigentino, la Banca del Nisseno si pone tra le banche protagoniste del territorio. Una banca giovane, dinamica, orientata ai nuovi servizi, attenta al soddisfacimento dei soci e dei clienti. Sì, siamo differenti. Abbiamo mutuato il pensiero. Per fare piccoli passi ci vogliono grandi sogni. Una banca differente che cerca di sostenere famiglie e imprese. Il nostro team vi aspetta per proporvi soluzioni semplici, chiare e soprattutto senza sorprese. La Banca del Nisseno.